Prosegue la scia di successi degli atleti della Polisportiva Gigliotti Team di Nuoro, che da anni è impegnata nel diffondere tra i giovani le arti marziali, la lotta greco-romana libera, il sambo e si strumpa, la lotta tradizionale sarda. Francesco Carbone, atleta quindicenne del sodalizio nuorese, presieduto da Giovanni Gigliotti, ha conquistato il titolo regionale juniores e si strumpa nella categoria 48 kg. Una vittoria è uno sport antichissimo che affonda le proprie radici nell'era nuragica, come dimostra il ritrovamento di bronzetti impegnati nella lotta, ma che sta trovando nuova linfa tra i giovani. L'atleta nuorese ha vinto il titolo regionale nei giorni scorsi a Villagrande Strisali in occasione dei campionati regionali juniores indetti dalla federazione Filcam. La manifestazione sportiva, promossa dall'associazione Sastrumpa di Villagrande, è stata disputata in occasione della 21esima sagra del Gattulis, la locale specialità culinaria a base di patate e formaggio. Un evento che ha visto la partecipazione di atleti dai 6 ai 17 anni, segno della vitalità di questa disciplina. Francesco Carbone, che pratica anche il judo, ha affrontato gli avversari senza timore, facendo valere le proprie qualità fisiche e tecniche, circostanza che gli ha consentito di battere gli avversari e di conquistare il titolo regionale, ma la giuria ha voluto premiarlo anche come il miglior atleta del torneo a riconoscimento delle sue grandi potenzialità nel si strumpa.